Rapidità di acquisizione delle immagini, precisione, sicurezza per il paziente. È un TAC di ultima generazione quella entrata in funzione all'ospedale Pietro Cosma, tassello di completamento dell'ala est del reparto di radiologia. L'emergenza Covid non ha fermato gli investimenti della ULSS e Euganea per quanto riguarda acquisizioni delle ultime frontiere della tecnologia e dell'innovazione. Da 2 settimane è operativa all'ospedale di Campo San Piero una modernissima TAC da 128 slides. Uno strumento fondamentale soprattutto nelle indagini su pazienti oncologici, ma anche con cardiopatie. Il cuore è in continuo movimento e necessita di un'apparecchiatura molto veloce come questa, che in meno di un secondo realizza una scansione sul torace. È una TAC quindi che supporta tutte le attività dell'emergenza con una capacità diagnostica importantissima, notevole, con una definizione straordinaria, quindi tempestività, rapidità di acquisizione immagini, accuratezza, ma non solo in condizioni di emergenza, ma anche in condizioni di elezione e di attività programmata. È una TAC che consente anche di fare radiologia interventistica nel momento in cui si acquisiscono le immagini. La Regione ha speso oltre 700.000 euro per l'apparecchiatura e la sua installazione, la prima tomografia assiale computerizzata di questo tipo nell'Alta Padovana.